Ore 13, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Come sempre, possibilità di intervenire anche in diretta, ve lo ricordiamo, chiamando il numero di telefono 0422 1626 798. Avete visto il titolo, oggi parliamo di auto elettriche, sono la soluzione, discutiamo insieme le opportunità, cosa succede, a che punto siamo di questa svolta, se di svolta si tratta. Saluto e ringrazio Stefano Busolin, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Avarino, grazie dell'invito. Esperto in tema energia, già presidente Ascotrade, abbiamo detto per 10 anni, Lega. Saluto anche Andrea Ongaro della Carraro Auto, Mercedes-Benz, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Ongaro, e il direttore dell'ACI di Treviso, Angelo Centola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quindi se avete dubbi, insomma, qui con i nostri esperti oggi cercheremo di rispondere alle vostre domande. Chi ha acquistato anche quelle utilitarie, che siano ibride, cosa vuol dire ibride? È un tema che abbiamo dibattuto anche nei giorni scorsi con l'assessore Bottaccini in Regione Veneto, perché per esempio nel momento in cui si decide non solo di abbattere lo smog con il ricambio, quindi finanziamenti per le caldaie, che sono il problema principale, lo sapete poi nelle nostre città, ma si arriva a chiudere il traffico, che è la solita soluzione che poi è poco efficace. Abbiamo discusso degli incentivi che dà la Regione, ci sono anche quelli per l'acquisto di auto ibride, ma cosa vuol dire elettriche e ibride fino a che punto, no? Tante cose di questo tipo. In questa rivoluzione a che punto siamo? Ma credo che il percorso sia tanto lungo, siamo in una fase di transizione che durerà parecchi decenni sicuramente. È chiaro che le aziende si stanno muovendo, ne parlavamo anche prima con il rappresentante di Carraro. È chiaro che le aziende, i brand internazionali stanno andando progressivamente in questa direzione. Leggevo l'altro giorno di investimenti 75 miliardi da parte di Volkswagen per transitare, no, dall'endotermico all'elettrico, all'ibrido, all'elettrico puro, con ripercussioni però nell'occupazione devastanti. Questo è un tema che dovremo affrontare. Perché? La politica dovrà affrontare. Beh, banalmente pensiamo a tutto il comparto della, non motore. So come si dice, ma del motore, esatto, banalmente, certo. Quindi tutti i soggetti occupati in quel settore, gli ingegneri che costruiscono i motori, lì sparisce tutto. E quindi ci saranno grossi problemi, nasceranno poi nuovi lavori. In futuro, dei meccanici. È tutta la filiera che risentirà di questa trasformazione, inevitabilmente. Quindi... Ecco, e su questo ne stanno già risentendo, se parliamo anche di territorio trevigiano, le aziende nostre che lavorano per conto dei brand internazionali nel mondo dell'automotive cominciano già anche loro a risentirne dal punto di vista delle commesse e degli ordini. Cioè, adesso se la capisco io, la capiscono tutti, ve lo spiego. Però cosa vuol dire? Che nel momento in cui fra 15, 20, non lo sappiamo, dovesse essere questa, la trasformazione è molto lunga. La trasformazione è molto lunga, poi in realtà la tecnologia anche cambia rapidamente, certo. Quindi può essere che per incentivi ulteriori la trasformazione sia più rapida, non lo sappiamo, vediamo vedere che cosa succede. Ma dalle nostre vetture sparisce il motore, cioè quindi è questo, esatto, diventa una batteria. E quindi anche la filiera che citavamo poco fa, immaginate i meccanici quanto tempo avranno davanti come orizzonte, sono ragionamenti da fare. Ci racconta dal suo osservatorio come va l'auto elettrica, la sensibilità delle persone, cosa c'è? Sì, ci sono alcune cose importanti da dire. Allora, innanzitutto, quando parliamo di mondo elettrico, dobbiamo innanzitutto distinguere quella che è oggi l'offerta del mondo automotive sulla vettura. Ci sono le vetture endotermiche, quelle che guidano più del 90% degli italiani inevitabilmente, che sono vetture sempre meno inquinanti. Non a caso i diesel, per esempio, Euro 6D di ultima generazione con innesto di AdBlue sono i motori meno inquinanti di sempre. Che è quel liquido che dobbiamo aggiungere ogni tot. Esatto, rabboccare, esattamente. E questa è una considerazione molto interessante perché le case stanno anche evolvendo questa tipologia di motorizzazione, proprio perché la trasformazione verso il full electric, quindi vetture, come stavi appunto dicendo, completamente elettriche, è una trasformazione lunga. Nel mezzo c'è il mondo dell'ibrido, che è un mondo che si spacca fondamentalmente su tre linee
quella dei motori con EcoBoost, quindi un piccolo alternatore che aiuta la spinta della vettura. E già in questa situazione possiamo parlare di ibrido, quindi di una vettura che non subisce blocchi del traffico e che ha anche 3 anni di bollo pagato, quindi già con questo piccolo innesto di elettrificazione. Poi c'è l'ibrido per come lo conosciamo, quindi la prima fase dell'ibrido, un motore elettrico che ovviamente non ha possibilità di essere ricaricato e che ha in qualche modo delle limitazioni sia di percorrenza chilometrica che di ovviamente ricarica, perché ha delle batterie piccole. E il vero ponte verso l'elettrificazione è quello che è il full electric, che è il full versione. electric, però c'è un ponte in mezzo che è quello per esempio dove sta investendo Mercedes-Benz e anche tante altre case che ovviamente sono attente a questi passaggi, che si chiama plug-in. Il plug-in che cos'è? È un vero e proprio motore elettrico che si può ricaricare e lavora insieme al motore endotermico, quindi con delle prestazioni più importanti. Perché è un ponte? Perché questo motore plug-in può viaggiare completamente in elettrico per una percorrenza anche significativa, ormai si arriva anche a 100 km, completamente in elettrico, mantiene le quasi piene prestazioni della vettura e la vera magia avviene quando questo motore plug-in lavora insieme all'endotermico, tanto che pensate sulle nostre vetture ad esempio riusciamo ad avere consumi quando vanno insieme anche di 1,6 litri per 100 km, significa che stiamo consumando circa quasi 60 km potenziali con 1 litro di gasolio. A fronte di? Perché dobbiamo ricordare quanto consuma una vettura media, insomma 13-15 km con 1 litro, le migliori vetture ormai siamo a 20 km con 1 litro, stiamo moltiplicando per 3 la migliore performance. Certo. Ecco, poi si arriva al full electric, laddove però, ripeto, abbiamo appena parlato di tempistiche lunghe, perché c'è un tema di infrastrutture. È un mercato per ricchi, come diceva Marchionne? In questo momento sì. L'elettrico? In questo momento Ma sì. perché? Perché sono ancora, come in tutti gli ambiti dove vive la tecnologia, perché comunque stiamo parlando di un'evoluzione tecnologica, all'inizio è molto costosa. Finché non diventa di consumo, di massa, ovviamente è così. In questo momento c'è paura da parte dei consumatori perché c'è un tema di costo, c'è un tema di cosa farò quando quella batteria non sarà più secondo performante. me questo è il nodo. Cioè io dico, quando dovrò cambiare la batteria? Qui, mi costa più della macchina. Guardi, no? io parlo di quello che rappresento. Innanzitutto io vedo l'elettrico in questo momento qui come mobilità cittadina. Bravissimo. Quindi Smart, per esempio, che è una vettura che Mercedes ha pensato per muoversi in mezzo al traffico, per essere facile da parcheggiare, dal gennaio 2020 Smart è solo elettrica, pochi lo sanno. Oggi non si può comprare una Smart nuova che non sia elettrica. Qual è la cosa interessante? Che Mercedes ha pensato un po' ai timori degli utilizzatori e dei consumatori. Ha fatto una vettura che ha 160 km di autonomia, ma solo in 40 minuti si ricarica completamente con una normale colonnina. E per quanto riguarda gli utenti, si può caricare a casa con una spina normale. Quindi, che già e questo è molto importante, perché uno dei più grandi timori, noi siamo abituati a chiedere anche ai nostri clienti cosa stanno pensando, perché è giusto anche prevedere un po' i comportamenti, no? E queste sono le principali paure, quindi il fatto di essere agevoli nell'utilizzo di queste vetture elettriche. Quindi in questa fase qui gli utenti stanno chiedendo delle vetture facili da utilizzare, che non daranno problemi nella ricerca delle colonnine o nelle infrastrutture appunto, e che abbiano anche costi sostenibili, perché come dicevi il tema dei clienti ricchi un po' è così. Esatto. Allora nel nostro caso abbiamo pensato a una soluzione all inclusive che ha le logiche di un noleggio, per capirsi, dove non ci sarà mai il problema della batteria, perché a un certo punto la vettura se la riprende indietro Mercedes. Cioè la Smart dal 1° gennaio 2020 io non la compro di fatto? Assolutamente no. È un noleggio? No, è un noleggio. Quindi che va ad abbattere le paure comuni? Assolutamente. Ho capito, chiarissimo. Sentiamo anche Angelo Centola, ho visto che condivideva l'utilizzo nella filosofia cittadina dell'elettrico, almeno per ora. Una premessa per quanto mi riguarda l'elettrico.
Sono molto d'accordo con il rappresentante di Carraro, perché è un problema secondo me che può essere performante nelle situazioni cittadine, cioè nel senso abbatte il cosiddetto PM10 a monte, però c'è qualche situazione legata alla percorribilità. Vediamo un attimo, se io compro un'auto elettrica e faccio un mestiere che utilizzo l'auto in maniera di raggiungere delle percorrenze importanti, qualche difficoltà ce l'ho. Okay? Anche se lei sa, no, che tutti hanno dimostrato, Tesla in particolar modo, possiamo fare i viaggi, certo vanno più verso l'Europa, però c'è anche chi ha viaggiato verso la Sicilia, no? Dimostrando che si può fare con le colonnine, le tappe. Con le colonnine studiate, no? Naturalmente dobbiamo capire le colonnine, quelle abbastanza veloci per poter ricaricare, perché il problema è lì. Naturalmente poi c'è anche il problema della fonte energetica, è una fonte energetica di tipo, come dire, pulita o no? Pulita o non è pulita, perché il problema è lì. E poi naturalmente sono assolutamente d'accordo sul fatto che il motore dell'auto è uno degli elementi in cui la ricerca per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento ha fatto passi da gigante, tant'è vero che abbiamo delle soluzioni incredibili. Lui parlava del diesel 6, ma anche il diesel 5 piuttosto che il diesel implementato ha delle soluzioni importanti. Il problema qual è? Se vogliamo parlare in maniera molto pratica, io penso e prevedo che l'elettrico sia molto importante nelle città, quindi lì l'abbattimento dell'inquinamento è garantito. Se facciamo degli esempi abbastanza semplici, tra 20 anni, tra 25 anni, un parco auto cittadino 40-60 piuttosto 50-50, credo che i sindaci abbiano solo che guadagnarci e quindi hanno delle soluzioni già risolte a monte. Per quanto riguarda invece la massa degli automobilisti, noi siamo ACI, dobbiamo rappresentare gli automobilisti e quindi questo è il nostro mestiere. Abbiamo due componenti, una culturale, poi sentiamo la telefonata, sì. Una culturale e una romantica, perché per l'automobilista il motore parla, il motore fa compagnia, il motore appassiona. E poi naturalmente il processo culturale, come diceva prima il nostro rappresentante politico, si abbatte anche su una situazione di filiera, cioè nel senso il meccanico non ci sarà più, ci sarà probabilmente l'elettrauto e basta, cioè nel senso ci sono tante situazioni, però l'impatto sull'ambiente noi di ACI, anche perché voglio dire questa cosa del motore musica mi piace, no? Poi, certo. Anche perché voglio sentire la telefonata. Prego. Scusi Centola, perché per esempio qual era uno dei primi problemi anni fa quando arrivò, credo tra le prime, la Prius, no? Vi ricordate? Sì. Toyota, che arrivava questa auto che nessuno sentiva e quindi era anche un pericolo per i pedoni che magari attraversavano perché non sentivano un rumore, no? Quindi si studiava come amplificare quel poco di rumore che fanno vetture di questo tipo. Allora, telefonata da casa, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, prego. Buongiorno, allora volevo fare una domanda al tecnico della Mercedes. Sì. Quali sono i costi di una carica per fare 160 km, come ha detto, con un'auto con la Smart, rispetto a 160 km fatti con la benzina, il rapporto? Allora, noi abbiamo stimato che a seconda della tipologia di contratto ovviamente che gli utenti avranno a disposizione, siamo tra i 3 e i 5 euro di impatto sulla bolletta. Di impatto sulla bolletta, perché poi c'è anche il nodo delle colonnine, quindi costa tra i 3 e i 5 euro fare questa ricarica che mi consente di fare 160 km. Assolutamente. A posto così, io volevo fare un'altra domanda. No, mi sembra che il rapporto sia molto buono e che sia conveniente fare questo passaggio. Sì, dobbiamo ricordarci che ci sarà sempre una maggiore sensibilità rispetto a questa tipologia di soluzione, per cui io potrò nel tempo probabilmente parcheggiare sulle strisce blu, potrò mentre sto parcheggiando ricaricare
e quindi poi bisogna fare sempre i conti alla fine, quindi io penso che il vantaggio sia addirittura superiore nel tempo. Allora, grazie, buona giornata, ci rivediamo tra pochissimo, un minuto ancora a parlare di auto elettriche, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta, auto elettriche sono la soluzione, dunque Busolin, perché poi c'è un nodo di quante stazioni di ricarica ci sono, voi ne avevate installate, ricordo, parecchie anche in questo periodo, noi abbiamo fatto dove le trovo, quanto Sì. mi costa ricaricare? Sì. No? Allora, facciamo un quadro magari anche su quello che sta accadendo, no, in questo paese, perché sono due gli operatori che si stanno occupando di una posa in opera importante da nord a sud, e sono Enel e Bcharge. Tutti e due hanno come obiettivo industriale 14.000 stazioni di ricarica in tutta Italia, poi in quanto tempo lo vedremo. Noi abbiamo fatto l'accordo con Bcharge, in 6 mesi di lavoro, e qui si vede chiaramente che c'è una sensibilità sul tema, abbiamo concluso 197 contratti a livello veneto, di cui 157 in provincia di Treviso. Per fare un esempio concreto, in comune di Treviso città, oggi si stanno installando qualcosa, tra le esistenti e quelle che abbiamo portato noi, qualcosa come una cinquantina di stazioni di ricarica. È chiaro che finché non viene in qualche modo messo in linea il territorio, io non è che mi posso prendere l'auto elettrica e poi non so dove andare a ricaricarla, no? Quindi deve crescere prima di tutto l'offerta, cioè quindi la possibilità di andare a ricaricare. Poi potremo aprire il capitolo sulla ricarica in casa, perché esiste anche quel mercato che lentamente sta crescendo, ma lì ci sono altri problemi, perché bisogna adeguare anche l'impianto elettrico, bisogna aumentare la potenza del contatore, insomma una serie di problematiche. È pur vero che... È importante però questo, eh? No, certo, perché poi dipende anche, lei mi chiedeva il costo per una ricarica. Io ho l'impressione che dipende un po' dagli operatori, cioè quello che diceva il rappresentante di Carraro è sicuramente corretto dal punto di vista delle informazioni che loro hanno per quanto riguarda il loro fornitore, ma sono a conoscenza anche del fatto che ci sono fornitori, perché non è tanto il costo del kilowattora che entra, perché quello è determinato dall'autorità, è come avere un contratto di energia, anzi va nella bolletta dell'energia elettrica, quindi non è neanche quello il problema, e lì la tariffa è chiara per tutti, perché non esiste ancora una distinzione tra le tariffe per quanto riguarda le stazioni di ricarica, ma bisogna capire quanto quello che va a vendere, che gestisce quella stazione di ricarica, quanto ci vuole guadagnare sopra, quello è il vero problema. E penso, tanto quanto la questione dello smaltimento delle batterie, che toccherà al governo intervenire e mettere un po' di regole, ma queste cose avverranno sicuramente strada facendo. Sicuro. Allora, altra telefonata, poi continuiamo a discutere. Vediamo, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Giusy, buongiorno, prego. Allora, insomma, per diminuire l'inquinamento aggiungiamo anche le auto elettriche, ma che vanno bene. Però sappiamo anche noi che per usufruire dell'elettricità ci vuole il gasolio, il carbone, l'uranio, mi sembra. E poi per riscaldamento centralizzato nei paesi di montagna ci vuole il legname, e si sa che bruciano tutto il pellet, cioè avanzi della falegnameria. No, ma Giusy ha toccato un punto, infatti per quello prima dicevamo che bisogna capire, con Centro lo dicevamo, da dove arriva quell'elettricità, no? Come è generata. Ascolti che finisco il discorso. Sì. Poi le pale eoliche sono molto buone, però sono brutte da vedersi, insomma, questo volevo dire, distruggono tutto questo paesaggio che abbiamo in giro. E il fotovoltaico, quello andrebbe bene sempre se c'è il sole. Poi le stufe a pellet dovrebbero bruciare il mais, visto che non è inquinante. Perché siamo sicuri che il pellet che bruciano non è inquinante da certe colle, da certi colori che li danno? Siamo tutti sicuri, perché vedo montagne
dentro sui supermercati, ma siamo sicuri di questo pellet? Questo volevo chiedere, grazie. Grazie Giussi, buona giornata, ha toccato un punto importantissimo, vedevo Busolini, insomma tutti vogliono intervenire su questo perché... Stavo pensando che la signora Giussi in 30 secondi ha toccato tutto. È vero o no? È un mito assoluto. Tutto il tema dell'ambiente e non è semplice sicuramente da gestire. Chiariamo e sfattiamo un luogo comune. Chi vende oggi l'energia elettrica sulle stazioni di ricarica che trovate vende energia elettrica 100% prodotta da fonti rinnovabili. Questo Quindi va detto chiaramente perché tutti gli operatori. è una semplice, decliniamola sul commerciale, è una coerenza commerciale, prima ancora che un interesse nei confronti dell'ambiente. Non posso mettermi a gestire una stazione di ricarica e vendere, come diceva la signora, poi l'energia elettrica prodotta col carbone piuttosto che con qualcos'altro. Anche perché ricordiamoci che in questo paese la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili cresce di anno in anno, sia con l'eolico, sia con il fotovoltaico, col solare, con tutto quello che volete, con l'acqua, ma sta crescendo e siamo uno dei paesi peraltro più avanzati anche da questo punto di vista, e diminuisce anche la produzione con il carbone, quindi c'è coerenza, non è che se uno si acquista un'auto elettrica poi inquina perché ricarica e viene prodotta però con il gasolio. Le posso fare una domanda, perché poi noi ogni estate ci troviamo a discutere dell'emergenza per la carenza di energia, si ricorda, magari forse negli ultimi anni un po' meno, però si accendono i condizionatori in tutte le case d'Italia e poi ci manca l'energia che dobbiamo andare a acquistare. Sì, ma quello è un problema di gestione dei picchi. Cioè, come tutti sappiamo, l'energia elettrica sta in piedi con il bilanciamento, cioè io per secondo devo avere il bilanciamento dell'energia elettrica che mi corre sulla rete. È chiaro che se ci sono dei picchi straordinari perché arrivano i 50 gradi quel giorno e tutti accendono i condizionatori, il sistema capita che vada in crisi. Onestamente io non è che ho però dei ricordi anche dalle nostre parti di situazioni di crisi da questo punto di vista. No, più di qualche anno fa, no? Qualche anno fa no, ma anche questa è un'obiezione che si va verso anche questa è un'obiezione che viene sollevata dal punto di vista dello sviluppo delle auto elettriche. Qualcuno dice ma un giorno ci troveremo in difficoltà. La vedo molto difficile anche perché dalla crisi del 2008, 2015, 2016 la richiesta di consumo di energia elettrica così come di gas in questo paese è crollata. Non ho capito, c'è già un'altra telefonata? La vedo segnata lì? Sì, allora sentiamola. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Ecco qua, buongiorno, prego. Buongiorno, io sono Chiaffarini e telefono da Treviso. Volevo dire che io sono un fanatico, mi sente? Sì. Sono un fanatico dell'autoproduzione e devo dire che a casa mia io non consumo energia elettrica perché ho fatto una serie di combinate, ho una macchina elettrica, ho combinato il pannello fotovoltaici con le batterie ad accumulo e adesso sto studiando la possibilità di mettere la caldaia a idrogeno, se si riesce, perché quella produce energia elettrica e tutto e butta fuori vapore acqueo. Per cui io sono d'accordo che l'energia elettrica viene prodotta con combustibili fossili e compagnia bella, però se noi lavoriamo sull'integrazione dei sistemi e soprattutto non poniamo limiti come hanno fatto il sottoscritto sul fotovoltaico della casa, me l'hanno fatta mettere sulla falda a sud, a ovest e non a est perché era brutta. Cioè ci sono anche dei limiti, parlo di pannelli integrati col tetto per cui non sono visibili in pratica. Certo, però lei, come si chiama, mi perdoni, come si chiama? Chiarparin. Jacopo ha detto? No, Chiarparin. Ok, senta, lei ha detto di tutto questo sistema che si è riuscito a costruire nella propria abitazione, che è una casa singola, giusto? Sì, è una casa singola. Ci immagini dovesse essere sviluppato in tutti i condomini, che effetti io poi ho avrà? un pannello che mi apre il cancello carrabile, un pannello che mi apre il videocitofono, perché il problema sono i trasformatori che sono continuamente attaccati e quindi si va avanti di questo passo. Bisognerebbe integrare e diversificare le tipologie di produzione di energia elettrica o di autoproduzione di energia elettrica. E tra l'altro la reimmetta nel circuito, giusto?
Eh sì, le rimetto, ancora un GSE non favorevolissimo, ma abbastanza comodo. Vecchi accordi. L'abbiamo pagato noi. C'era un'altra cosa che volevo chiedere. Che ci veniva un po' come spunto dalla telefonata di Giusi, però cioè, nel nostro paese mica ci deve essere il sole a 40 gradi per immagazzinare energia solare, no? Adesso ci sono, ne sono più i pannelli fotovoltaici, sono quelli amorfi che chiedono un volume più grande, però un'area più grande, scusi, però producono anche solo con la luce, non è necessario avere 80 gradi all'ombra. Esatto. Grazie per il suo racconto, buona giornata. Allora, Ongaro e Centola, cosa volete dire di quello che avete ascoltato fin adesso? Io vorrei parlare più di questo aspetto qui. Quando parliamo di inquinamento atmosferico, oggi si sta volutamente colpendo il mondo del traffico, della mobilità, dell'automotive. In realtà le problematiche sono ampie e principalmente sono 4: l'industria, l'agricoltura, la produzione di energia elettrica e il traffico. Allora, penso che dobbiamo fare un grande sforzo, soprattutto come diceva il direttore rispetto alla mobilità, diciamo, del centro città. Qui bisogna acuire un po' la sensibilità, ma con una grande attenzione, che è quella di ribaltare la responsabilità sul cittadino, sull'utente, sul consumatore, perché c'è un grande rischio. Bloccando la mobilità, bloccando la circolazione delle vetture, significa, e non facendo allo stesso modo degli interventi strutturali, dando degli incentivi veramente importanti, significa un po' ribaltare questa responsabilità sull'utilizzatore. Però sa che è anche il modo, poi sentiamo la telefonata, andiamo in pubblicità e Centola torniamo con lei tra pochissimo, è anche un modo nel colpire, come definiva lei, i cittadini, per educarli e sensibilizzarli, no? Come dire, sappiate che quello è un indirizzo che bisogna prendere, no? In qualche maniera. Allora, telefonata, pronto? Sì, pronto, chiamo da Roccade. La domanda è rivolta al più politico delle tre persone che sono là, l'onorevole Busolini. Dove vanno a prendere i soldi che non prendono con le accise i vari stati, l'Italia in primis, su questo giro di elettrico, il passaggio sull'elettrico? Bellissima domanda, cioè più che altro poi anche il bollo, no? Perché le auto elettriche non lo pagano, che sono soldi che restano alla regione, per esempio, no? Quindi, e poi dove andiamo a prendere quei soldini? Neppure le ibride per 3 anni. Neppure le ibride, giustamente ci ricorda Ongaro. Cioè lei dice, dopo che facciamo, se andiamo ad abbattere anche quelle spese, per fortuna, diciamo, per i cittadini, come facciamo, dove troviamo quei soldi? Ho capito bene, no? Rispondiamo subito dopo la pubblicità, 1 minuto. Allora, torniamo in diretta. Le auto elettriche, evidentemente interessa, vedete, questo tema oggi, perché ci sono molte telefonate, quindi io darei priorità intanto a chi già ci sta aspettando da qualche minuto durante la pubblicità al telefono e poi torniamo in studio. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Lorenzo da Rubano, Padova. Niente, secondo me una buona opportunità per non occupare spazi sarebbe da praticamente tutte le zone artigianali e industriali, con una volontà politica, mettere i pannelli fotovoltaici, così eliminiamo le guerre per il petrolio e senza tante altre cose che inquinamento e via di seguito. Ci sarebbe lavoro per le imprese edili che rinforzano i tetti dove c'è bisogno e via di seguito, ma questo varrebbe anche per i condomini. Cioè, le soluzioni ci sarebbero, ci vuole la volontà politica e industriale. E magari degli incentivi che ci spingano in questo senso. Grazie Lorenzo, buona giornata.
Allora, A lei, buongiorno. A lei, buongiorno. Velocissimi, tirato in causa, poi andiamo anche da Centola, lo dico io, non è onorevole Mussolini. Ecco, vabbè. Sono due i temi. La telefonata precedente, innanzitutto, il signore faceva riferimento alle accise, ha chiesto ma a un certo punto dove andiamo a prenderle. Ha perfettamente ragione ed è un tema con un grande punto di domanda, per cui nel momento in cui scenderanno le vendite di benzina e gasolio temo che si sposteranno le accise dall'altra parte, mi pare sia inevitabile. Mi pare sia inevitabile la cosa. La seconda domanda molto interessante dell'ultima telefonata riguarda invece appunto l'estensione, quindi dare l'opportunità anche a chi abita nei condomini di installare il fotovoltaico. Su questa cosa va detto che la Comunità Europea, il precedente, se possiamo definire governo, no? La precedente commissione, uno degli ultimi atti che ha prodotto riguarda proprio l'adozione da parte degli Stati di dare la possibilità a tutti coloro i quali risiedono nei condomini di mettere il tetto fotovoltaico. Perché fanno questo? E quindi adesso peraltro gli Stati dovranno recepire questa nuova direttiva. Ma perché dice questo la Comunità Europea? Per due ordini. Il primo riguarda innanzitutto la possibilità quindi di diventare produttori, perché gli Stati, l'Italia in particolare, deve cambiare la legge, perché oggi l'unico soggetto che può produrre l'energia elettrica è il soggetto nazionale, no? Non è che noi quattro ci divertiamo a produrre energia elettrica. La seconda questione è che l'economia riparte. Pensate solo in ogni paese dove viviamo noi quanti condomini ci sono. E quindi se al fotovoltaico ci innestiamo dentro anche tutto il tema dei cappotti, dell'efficientamento energetico e tutto quello che va verso la questione dell'autoproduzione del green, beh, insomma, diamo veramente una mano importante all'economia. Al settore edilizio in particolar modo, per esempio c'è insieme agli altri incentivi, l'abbiamo raccontato più volte, quest'anno anche il bonus facciate che ritorna fino al 90%, sapete, dell'investimento che viene fatto. Centola, avevamo promesso prima della pubblicità cosa voleva dire, lei invece ha completamento di quello che dice. Per completare quanto diceva Mussolini, mi ha colpito molto quella telefonata che fa riferimento all'auto... La casa ideale. Bravo, e quindi anche come tema della puntata è anche interessante. Auto elettriche sono la soluzione, condomini elettrici, tra virgolette, possono essere la soluzione. Secondo me è un bel argomento da poter sviluppare, perché, come si diceva prima, c'è tanto da guadagnarci, e soprattutto sia in termini ambientali ma anche in termini di produzione industriale. Quindi diciamo che l'auto è importante, però ci sono anche altre tematiche che possono essere sviluppate. A proposito, sapete, insomma, no, oggi di fatto la prima giornata in cui si torna a respirare, definiamola così, no? È finita l'allerta rossa di questi giorni, no? Ne abbiamo discusso molto, le auto ferme, anche prima fino alle diesel. Adesso volevo toccare questo tema che si lega anche i mezzi commerciali. Oggi finalmente la prima giornata positiva. Prima di farvi la domanda, perché c'è stata una polemica sullo stop all'Euro 6 anche, non solo in questa regione ma soprattutto a Roma, no? Ricorderete. Certo. Telefonata, pronto? Buongiorno, dottor Paladini, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, prego. Io Paladini. Io vorrei precisare che non voglio fare né reclam né business, io voglio parlare da cittadino. Sì. Allora, se ben ricordo, quando De Tomaso aveva iniziato per fare la macchina che andava, aveva detto, per non dire la verità, aveva detto che va a acqua e poi l'ha fatta andare a idrogeno. Lui è andato in America, è morto disgraziatamente, e là è morto tutto. Sono venute delle aziende straniere, hanno acquisito la Innocenti, la Mini, non è reclam, devo dire, e hanno proseguito con questo sistema di sviluppo delle cose. Fatto sta che c'è un'energia pulita e a costi zero, si può dire, che è l'idrogeno. Sì. Ma nessuno vuole partecipare, di anticipare, di andare avanti con le nostre politiche schifose che vogliono sorrubarci il sangue a noi cittadini. Se andassero avanti già con l'idrogeno che c'è, che sviluppa, che corre,
che va perché Perché sappiamo... non fare quello? Chiarissimo. Perché non fare quello? Certo, chiarissimo, grazie. È vero che se ne parlava molto, no? Anni io- fa, adesso è un po' sparita questa prospettiva? Si affrontava questo tema, la principale giustificazione era legata al tema della sicurezza, perché dotare una vettura che è in circolazione, che è soggetta a circolazione, quindi a incidenti, con l'idrogeno parlavano di un rischio di esplosione piuttosto importante. Io vengo da qualche mese fa da un incontro con l'Associazione dei Vigili del Fuoco che mi raccontavano che non sanno ancora oggi esattamente come intervenire in caso di incidente quando si tratta di vetture elettriche, perché un certo tipo, stiamo parlando di cose ovviamente spiacevoli e di un certo tipo di incidenti ovviamente, quindi non sanno ancora esattamente dove tagliare, come tagliare, quando si tratta ovviamente di fare un intervento su lamiere e su... Rischiano loro stessi. Assolutamente, assolutamente. Non ci sono ancora degli standard per approcciare a questa tipologia di vetture. Quindi l'idrogeno forse l'altro ospite ha qualche informazione in più di me, però in quel momento lì, quando si è interrotto questo tipo di tema, si parlava di sicurezza. È inevitabile, e mi fermo qui, che ci sono degli interessi economici anche, ovviamente, che dobbiamo tenere in considerazione. Busolin? Allora, per quanto riguarda le auto elettriche, i vigili del fuoco chiaro, fanno formazione adeguata per intervenire in situazioni particolari. È chiaro, c'è energia, c'è corrente, banalmente, quindi penso che è chiaro che l'approccio in caso di impatto, di incidente, di distruzione dell'abitacolo, di tutto quello che ne consegue, è diverso rispetto agli standard normali. Per quanto riguarda l'idrogeno, guardate, io non ho tantissima informazione, però è chiaro davanti agli occhi di tutti che in Italia fino a 2 anni fa non si potevano peraltro costruire con le dimensioni adeguate, no? Impianti di rifornimento, tranne che in provincia di Bolzano. E in provincia di Bolzano esiste un impianto, esiste la mobilità locale sulla città sia pubblica che privata con auto a idrogeno. Credo che i brand, i player maggiori, su tutti Toyota cito perché mi pare sia quella che ha prodotto di più da questo punto di vista, vendono all'estero tranne che in Italia, quindi c'è un tema anche proprio di approccio rispetto a questo tipo di mercato. Centola? Sì, io credo che le politiche future ambientali si devono assolutamente coniugare con un processo di evoluzione culturale, perché ci sono tanti elementi da dover, come dire, incastrare, non è semplice, quindi è una sfida, diciamo, complessa e complicata, però secondo me la sfida potrebbe essere vinta solo attraverso un processo culturale, perché ci sono tante sfaccettature e tante situazioni, tant'è vero che, come diceva il nostro rappresentante della Carraro, è il problema della sicurezza, cioè come si interviene. Per esempio noi come ACI facciamo anche iniziative sportive, quando c'è un incidente abbiamo dei team specializzati con le auto a motore, okay? Quindi sanno in 5 minuti come si interviene e al 90% salvano sempre il soggetto che ha avuto questo tipo di incidentalità. Con l'elettrico c'è da acculturarsi, da capire, da approfondire, cioè non sono tante cioè la mobilità ha tante sfaccettature, non è solo il motore, la batteria, piuttosto, cioè sono delle situazioni veramente delicate e quindi secondo me la sfida è culturale. Più informazioni noi riusciremo a gestire in futuro e più potremmo avere la speranza di poter vincere questa sfida. Senta, mi dice una cosa sul paradosso, poi andiamo in pubblicità, delle auto diesel, anche l'Euro 6 ferme nei giorni scorsi con... Guarda, io sono... Non sono quelle che ormai, proprio perché mettiamo la D-Blue, tutta una serie di cose, gli additivi che servono per inquinare di meno? Allora, io sono assolutamente allineato, ne ho parlato anche con il mio presidente Beni, ma ho letto l'intervento del nostro presidente nazionale sulla soluzione romana, quindi ha assolutamente, diciamo, contraddetto e criticato in maniera forte l'amministrazione romana, perché effettivamente è un provvedimento che si fonda su basi non approfondite, cioè nel senso possiamo...
sfidarci tutti, però il problema dell'Euro 6, okay, a Roma, come grande città, ma anche a Treviso, piuttosto che una città un po' più grande, penso a Venezia, Cioè noi Bologna. dobbiamo dire che l'Euro 6 non può rientrare tra le auto più inquinanti, questo è il concetto, no? Perché ogni volta Sì, però viene c'è un altro abbattuto con problema. percentuali... Cioè, loro hanno ragione a sostenere questo, hanno perfettamente ragione. Però dall'altra parte non tocca a me difendere la Raggi, insomma, no? Quando più distante si può. Noi difendiamo gli automobilisti. Però è chiaro che le norme sono chiare e quindi al sindaco spetta l'applicazione delle norme. Quindi tutti i comuni sopra i 30.000 abitanti, quando si supera per, mi pare, 10 giorni, no? un certo volume di PM10, bisogna intervenire. Tutti intervengono bloccando il traffico. Ed è un problema enorme. Ma io non sto discutendo sulla legittimità o meno. C'è un problema sanitario, il sindaco è il responsabile sanitario. Questo vale per gli 8.900 sindaci in Italia. La legge dice sopra i 30.000 abitanti, gli altri in modo volontario, tanto è vero che chi è sotto i 30.000 abitanti non lo fa mai questo, perché è chiaro che si genera un fortissimo disagio per i cittadini. Ma quello che non si dice è che l'80% di questo inquinamento viene prodotto dal riscaldamento. Esattamente, perché è quello che dicevamo prima. Ed è qui che bisogna intervenire. D'altra parte, leggevo l'intervista del sindaco Conte di Treviso l'altro giorno, in cui diceva spiegatemi come faccio ad andare a controllare tutte le abitazioni con i vigili che ho a disposizione. E quindi è un tema, e ha ragione, è un tema estremamente complesso. Certo. Questo vale per Treviso, vale per Roma, Milano, Siracusa e via. No? Cioè, quindi quando si dice dobbiamo intervenire sul tema dell'inquinamento tutti assieme, io sono d'accordissimo, sostengo che i primi a intervenire devono essere presso la Comunità Europea, ma adesso parte il Green New Deal con i 1.000 miliardi in 10 anni, poi capiremo come. Le prime notizie non sono belle per l'Italia, perché se porto a casa 400 devo dare 900, qualcuno mi deve spiegare qual è il saldo poi di questa operazione. Ci sono altri paesi in Europa che prendono molto più di quello danno. Ci sono gli stati che devono fare la loro parte, le regioni, e la regione Veneto sta già facendo la sua parte, ma poi ci siamo noi. Ci sono tutti i cittadini che devono cambiare. Aspetti, pubblicità, ci vediamo tra poco. Ore 13, torniamo in diretta. Auto elettriche sono o meno la soluzione? Ne stiamo discutendo insieme. Vi ricordo ancora c'è spazio per le telefonate 0422 1626 798. Andrea Ongaro, dicevamo questo Euro 6 che è stato fermato nei giorni scorsi, ma in realtà è molto meno inquinante. Sì, quello che mi dispiace del caso romano è che è passato come una demonizzazione del motore diesel di ultima generazione oltretutto. L'Euro 6D in questo momento è il motore endotermico meno inquinante al mondo. Dobbiamo pensare che in Italia, senza andare all'Euro 1 o all'Euro 2, ci sono 11 milioni di veicoli Euro 4. Quindi quando si fanno questa tipologia di interventi, se il fine è quello di generare cultura, ovviamente bisogna lavorare su diversi fronti, che sono quelli di far capire che se stai acquistando un'auto di ultima generazione non puoi essere penalizzato, perché questo mi aiuta anche a spiegare al resto delle persone che ovviamente nel loro prossimo acquisto ne dovranno tenere conto. Poi c'è un tema invece di responsabilità che nel caso romano andrebbe tenuto in considerazione. La mobilità urbana dovrebbe essere elettrica. Allora do il buon esempio e ti faccio vedere in quale direzione voglio andare. Ecco, questo mi sento di dire. Cioè i bus, però non so se possono essere ibridi forse. Potrebbero essere ibridi, però potrebbero essere assolutamente ibridi, facendo molti chilometri, plug-in, che è quella tecnologia di cui ne parlavamo prima, però devo dare l'esempio. Io ho visto vetture, ne parlavamo prima, della polizia municipale a Roma, che ovviamente sono vetture estremamente datate e sicuramente inquinano molto di più di una vettura Euro 6D. Quindi c'è un tema di coerenza che va preso in considerazione. Se no torniamo a quello che stavamo anche dicendo, di ribaltare un pochino più del dovuto la responsabilità sui consumatori, che mi sembra un tema a volte un pochino ricorrente. Centro, eppure si discute molto, no, del trasporto pubblico elettrico.
molti autobus stanno andando, molte città stanno andando in questa direzione. Io lì sono d'accordissimo, assolutamente. Essere d'accordo sì, ma è applicabile, perché poi... non so come faccia il turno, diciamo, di un bus a durare... Lo so. Fino alla copertura di quei chilometri lì con una batteria, una ricarica solo per ora. Il problema dell'elettrico è il problema della percorrenza, della percorribilità e della durata. Questa è la sfida dell'elettrico, ok? Perché il motore, diciamo, diesel piuttosto che benzina ha una situazione legata a una affidabilità nel lungo termine, nel lungo tratto. Questo è il problema. Allora, l'elettrico, per come, almeno per le informazioni che noi abbiamo in questo momento, sinceramente è declinabile in una situazione cittadina. Perché facciamo un esempio banale: un automobilista dimentica la ricarica, la macchina si blocca, si ferma, ok? Naturalmente noi di ACI ci dovremmo attrezzare anche per caricare questa macchina e portarla alla prima colonnina, certo, perché è un problema pratico. E quindi questo è il problema, capire la durata e soprattutto probabilmente con delle spie, con delle situazioni, diciamo, abbastanza facili da interpretare per chi guida quest'auto, deve essere, come dire, cercare di trovare la soluzione nell'immediato. Il problema è questo, perché da un mio punto di vista è un tema affascinante, è un tema importante, è una sfida che nel futuro sarà sempre più interessante, però dobbiamo capire come dare quelle informazioni basilari, pratiche, a chi magari anche culturalmente deve fare lo sforzo di passare da una situazione attuale legata alla gestione del cosiddetto motore a una situazione un po' E lo diversa. Smaltimento delle batterie che avevamo citato poco fa, perché è una delle altre cose che preoccupa. Ho capito che col noleggio, con la formula lì che avete pensato voi, non mi può spaventare, però è una questione ambientale invece, no? Poi... Avrà sicuramente un suo impatto, è una delle grandi paure dei consumatori questi, tanto che l'elettrico, per come noi vediamo l'approccio oggi in termini di domanda, è fatto con delle formule, che siano il noleggio nominato prima o che siano il leasing, che prevedono un riscatto di una terza parte, proprio per non avere la responsabilità di dover gestire. Ed è corretto che, secondo me, il cittadino approcci in questo modo. Il tema rimane comunque aperto, perché la batteria dovrà essere smaltita e avrà un impatto. Poi voglio sentire Busolini, perché poco fa ci citava una cosa importante che magari forse molti non hanno considerato, che se carico l'auto elettrica nella mia abitazione devo aumentare certo, la portata del contatto. Ma questo per qualsiasi vettura? No, per ricaricare? prima le parlavo di Smart, che ha questa tipicità dove con una presa asciugo posso ricaricare durante la notte, ha una ricarica completa, ok? Ovviamente la vettura, sono un pochino di parte nel dirlo, ma è la soluzione che oggi, per come abbiamo anche prima discusso, adesso l'informazione precisa non glielo so dire, so che le 22 kW, posso fare la lavatrice, il forno. Ma stiamo parlando di una ricarica notturna, quindi ma ci sono gli incentivi per fare la lavatrice di notte, no? Utilizzare certi elettrodomestici. Sì. No, ma non la ponevo come un problema, però è un'informazione che secondo me va data in modo completo, nel senso che mediamente uno a casa ha 3 kg, no? Sul contatore, 4,5, io ho 4,5 ad esempio, poi c'è chi ha 6, 7, si arriva, poi si sale, no? A seconda delle esigenze, delle dimensioni dell'abitazione. Temo che chiunque si metta a casa, anche se si mette la Smart, almeno 6-7 kg se li deve caricare. Magari sto dicendo una fesseria, però temo che andiamo in questa direzione. Su questo non le sapevo dare la risposta precisa sull'assorbimento, ma le posso confermare che diversi nostri clienti che attuano questa procedura hanno 4,5. Quindi vuol dire che riusciamo a stare dentro a questa tipologia di poi non ci sono altri consumi, quindi regge. Interessante molto. E smaltimento batterie? Perché quello... Ma guardi, vi faccio io però una domanda. 15-20 anni fa, quando si partiva con il fotovoltaico, la stessa domanda veniva fatta allora: ma dove smaltiremo noi come si chiamano? I pannelli del fotovoltaico? Oggi sente qualcuno che fa questa domanda? No, perché sono nate imprese che si sono occupate di questo. E guardi che la cosa
E questa cosa, in modo molto strano, me l'hanno fatta a Foggia 1 anno e mezzo fa, in una riunione fatta con gli imprenditori, quindi un'industria di Foggia. Eravamo lì per presentare il nostro progetto delle stazioni di ricarica e si è alzato un imprenditore e mi ha detto sì, ma qui c'è il tema dello smaltimento della batteria, che io ho detto mi scusi, ma qui sbaglio o siamo dentro a un'industria? La prima cosa che mi viene da dire, apro una partita IVA e mi metto a smaltire. Quindi non mi pare un problema, è un alibi sicuramente, ma nasceranno imprese che si occuperanno di questa cosa. Giustissimo, chiaro. Allora, grazie per essere stati con noi oggi. Chi ci ha seguito da casa, ci rivediamo, ve lo ricordo, a partire dalle 18:30, poi questa sera 20:10, lo sport in prima serata su Antena 3. Grazie, buona giornata. Grazie.